il paese era di più in più scontenti e dice se non ci cavano sto preti, se non ci cavano l'avevamo la cava noi a calci del pastorino e tornano a denunciare, a denunciare il prete. Monsignore lo torna a chiamare e dice ma qui non ne fate più che discompie. Allora Jung, a disperato, dice mi cicavano stavolta come nipoti, e loro nipote che bruciava via vendetta. Dice era poi che non sapeva né latino né nulla, sono curato, allora erate voi, non erate voi non era nulla. Il prete si morsicava le labbra. Ma non aveva mica finito di vantarsi, il giovanotto andava un po' lontano, ci voleva riconoscere. Un giorno dice, oh, sapete, quantunque a livello che Dio, ma intelligenti come voi, i preti, o seminario i nostri professori non erano mica. Ah, era contenta lui. Chi ne dice un nipote, eh? Ah, dice, Bavaria si rappresenta Papiuano. Oh, Papiuano, dice che riuscirete. Ah, chi riconoscerete, figlioli riconosceremo, che quantunque può i soppreti era mentre un vicino, non era mica cattivo. Ah, dice, mi ha detto, sì, che voi riuscirete. Allora dice, a te la viene che vuoi avere la riesce. L'esaminatore che voleva ridere l'ha fatto sta questione. Allora, no, infatti che lo conosceva. E lo conosceva, l'ho conosciuto, ma sono tutte quelle sortite che l'aveva fatto, conoscevano, capisco che lo conosceva. Dice, digli a poi che volevi Angius Dei. Ma, ha già storiato, ma se non mette qui non ci sono cogliunto. Vabbè, allora se ti riescate, andate. Un uomo di un prete si promenava in piazza. Allora, e lo so che dice, allora che hai fatto come figlio? Ah, sono cascato. E che ti hanno mandato? Mi hanno mandato perché lo volevi Angius Dei. Angius Dei, come figlio, non sapevi manco questa. Angius Dei, bolerine, ecco l'angelo di Dio. Era uomo che era questo. E questa San Giuno, l'aveva saputo. Ah, ecco l'angelo di Dio, volerine. L'anno dopo il prete non pensava più a nulla, un tintaccio. Ma un nipote, non aveva mica venuto a vendicarsi. Presentate voi, sì, presentatevi, una volta può fiascare uno, e per avere che quest'anno te la riesce. Un prete che esaminava, dice, ha fatto la stessa questione, dice, che voleria Angius Dei? Angius Dei? Voleria come un montone di Dio. Un montone! Dice, ieri era Dio, mi sta di montone. E qui ci diciamo a voi, poi andiamo a allungarla, ma fine.